tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente,
compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ho 10 anni. Mi piace la ricchissima Candy Candy e sono tanto caruccia. A scuola ci vado tutta aggiustata, perché a me mi piace stare così. Però ogni tanto succede che mi sporco un po' perché le pizzette da noi sono troppo buone. Allora la bidellagina quando mi vede mi dice: ma tranquilla cara, vedrai che andrà tutto bene, il crempiule si lava. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ho 16 anni. Stasera alla festa ho conosciuto un tipo che è un incrociatore. Simon Le Bon è il tipo che ha fatto il controsoffitto a casa mia. È tanto carino. Mi piace un sacco. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Io e Giorgia ci siamo fidanzati. Ah, quanto è bello. Io sono un pochino più bassa di lui, ma mi piace un sacco. Mi piace tantissimo, anche quel suo carattere un po' introverso, quel suo modo di fare. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Giorgio mi ha chiesto di sposarci. Ah, che bello, a momenti casco dalla sedia. Io ho sempre amato le commedie romantiche, quelle americane. Mi vedo come Giulia Roberts con l'abito bianco, il velo, le fedi nuziali, il viaggio di nozze. Ah, che bello che è l'amore.
eventualmente, se mi sono fatta bella anche per lui, mi dà un ceffone. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Continuo a picchiarmi per i denti. È sempre peggio. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ho 25 anni. E li avrò per sempre. Li avrò per sempre perché sono stata uccisa. Non stanno male noi qua su, siamo in tante. E stiamo molto meglio di come eravamo laggiù. Ci picchiano in continuazione. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore, ma in quello vero, in quello che non ti uccide, in quello che non ti fa star male, in quello che non proverò mai più. Forse io ho sbagliato a credere alla ricissima Candy Candy, a Julia Roberts, ai film romantici, ma una cosa l'ho capita. Non è colpa mia. Buonasera a tutti, benvenuti a questa bellissima, importantissima serata. Non è facile iniziare subito dopo queste ragazze che sono state veramente bravissime, però dobbiamo farlo. Questo evento è organizzato dal Centro Antiviolenza Suor Giuseppina De Muro in collaborazione con l'Unione dei Comuni d'Ogliastra e con il patrocinio del Comune di Barisardo. Si ringraziano per la partecipazione la società Oleaster con cui collaboro, che gestisce la biblioteca. Io sono Susanna Floredo, la bibliotecaria appunto di Barisardo, il centro studi danza che si è appena esibito, e inoltre ringraziamo già da ora per i loro interventi Cinzia Piras e Alessandro Barrilli. Passiamo subito a introdurre quelle che saranno le nostre ospiti questa sera: la dottoressa Jessica Ponti, è autrice di un libro che vedete lì, di cui ovviamente dopo sarà possibile acquistare una copia se ne avete piacere, è la dottoressa Gemma De Muro, avvocato del Centro Antiviolenza. Raggiungiamo. Grazie. Beh, ci avviciniamo, sarà fresco e ci facciamo un caldo. Jessica, hai il microfono? Eccolo qua. Grazie. Abbiamo detto Jessica, la dottoressa Jessica Ponti è appunto autrice di un libro che si intitola Perché non hai denunciato prima, della prima edizione. Allora Jessica, raccontaci un po' di te, come mai hai scelto questo tipo di percorso di studi e cosa vorrei fare da grande? Buonasera a tutti, ho scelto questo percorso di studi perché ho sempre avuto la passione per il giornalismo
La mia passione per gli studi di genere, vorrei sottolineare gli studi di genere per gli eventi degli ultimi giorni che sono andati contro molto la teoria del gender, che sottolineo non esiste, esistono gli studi di genere. Ho iniziato ad avere la passione per gli studi di genere, come dicevo, quando sono entrata in contatto con Paola Piras. È stato in merito a un esame di fotogiornalismo per il quale noi dovevamo fare un fotoreportage. È stato circa 6 mesi dopo l'omicidio di Mirko Farci. Quindi io avevo contattato Paola su Facebook, avevo spiegato il progetto che avevo in mente. Subito dopo aver letto comunque degli articoli di giornale e dei commenti che la colpevolizzavano per la violenza subita. Lei, capendo appunto l'obiettivo del progetto, ha accettato, ha consentito comunque a raccontarmi la sua storia. Prima di questo accordo tra noi due, lei non aveva mai accettato di parlare con i giornalisti, né di farli entrare in casa propria. Io sono stata la prima, oltre comunque alle fotografie che ho inserito appunto nel libro. Noi abbiamo parlato molto e mi ha fatto entrare in un certo senso nella sua dimensione privata, di come si sentiva in quel periodo. È stato molto forte e sono stata molto spesso senza parole, non sapevo cosa rispondere, perché stare davanti a una sofferenza del genere ti pietrifica, ti immobilizza. Ovviamente prima di pubblicare questo libro ho chiesto sia a lei sia ai figli, sia comunque alla famiglia se fossero d'accordo. Loro comunque siamo tuttora in contatto e sanno di questo evento, ho mandato il link e spero che stiano seguendo. E quindi da questo primo incontro ho approfondito la tematica sotto diverse prospettive, sotto diversi esami all'università, fino a creare la mia tesi di laurea che affronta appunto la tematica in diverse prospettive e in diverse discipline. Ho proposto la tesi a un centro antiviolenza di Imola che fa ogni anno un'iniziativa sugli studenti, sui neolaureati, in quale possono essere premiati. Dunque, dopo il premio ho pubblicato appunto il libro e spero di continuare ad approfondirlo attraverso i progetti di dottorato. Allora, abbiamo detto, il titolo del tuo testo è sicuramente provocatorio. È una domanda, appunto, perché non hai denunciato prima? È una domanda che immagino le donne che appunto subiscono queste violenze si sentano rivolgere fin troppe volte. In questo studio tu sei riuscita a trovare una risposta anche parziale a questa domanda? Allora, la violenza di genere, come l'ho affrontata io, insieme comunque ai miei docenti, è basata su degli stereotipi, anche su degli stereotipi che sono di genere, nella quale molto spesso la vittima viene sia colpevolizzata, sia dipinta in un certo modo che in realtà non rispetta la vera dimensione della vittima. Quindi noi crediamo appunto a questi stereotipi perché ci sono stati impartiti da una sorta di educazione, da una cultura, che è la cultura patriarcale. E c'è tutta un'area che non vorrei dire politica, ma tocca anche la politica, che demonizza a volte gli studi di genere, gli studi femministi, il femminismo, anche appunto la cultura patriarcale, dicendo che non esiste o comunque non hanno senso di esistere. Io prima di approfondire queste tematiche volevo tenermi sulla sociologia, proprio perché già avevo ascoltato queste voci che demonizzavano un po' il femminismo. Poi però, facendo tante ricerche, leggendo tanti saggi, leggendo tanti libri, ho capito che non potevo scostarmi da quello perché gli studi di genere esistono, la cultura patriarcale esiste, ne parlano tantissimi sociologi sia a livello nazionale che internazionale.
E mi sono detta, non posso più prescindere o cercare qualcosa che si discosti da questo discorso, perché è quello e non si scappa da questo. Però ci sono tante persone che strumentalizzano questo discorso ed è da lì che poi vengono fuori tutta una serie di problematiche che danneggiano in primis la vittima su diversi livelli, perché oltre a subire la violenza fisica, psicologica, verbale, economica, simbolica, può subire un'ulteriore violenza che sarebbe la vittimizzazione secondaria, ed è di questo che parla all'interno del libro, del lavoro. Ecco, in che modo le istituzioni, diciamo che sono un po', non voglio dire complici, ma quasi di questa vittimizzazione? Anzi, io parlavo con Jessica qualche giorno fa, io l'ho ringraziata per questo lavoro perché le mie parole sono state che nel suo lavoro ho letto e mi sono resa conto di cose, ho aperto gli occhi, ecco, perché ho capito cose che vedevo abitualmente ma che avevo accettato come se fossero normali. Ecco, questo lavoro ha aperto gli occhi anche a me. Spiegaci che cos'è la vittimizzazione secondaria. Come dicevo, è il secondo livello di violenza che una vittima può subire. Parte appunto dal spostare la responsabilità da parte dell'aggressore alla vittima, e questo può avvenire anche all'interno degli ambienti istituzionali, come ad esempio nei processi. Adesso nel 2021 l'Italia ha avuto una condanna da parte del Consiglio europeo per i diritti umani, perché per il caso di stupro da Fortezza d'Abasto hanno constatato che effettivamente molte delle frasi dette dai giudici, degli avvocati, hanno influito su quello che è stato il giudizio, che è stato comunque ridotto, degli aggressori della vittima. Quindi questi stereotipi vengono diffusi e vengono radicati anche nella mente di ognuno di noi attraverso l'educazione e attraverso la cultura, che è quello che comunque in questo periodo molti centri di violenza, molte associazioni stanno combattendo per chiedere educazione sessuale, affettiva e emotiva nelle scuole, o comunque dare più attenzione anche attraverso eventi come questo di stasera alla tematica. Però ho notato una forte resistenza delle istituzioni stesse a voler non solo investire, ma anche a voler parlare di questa tematica. Ed è assolutamente sbagliato, perché la problematica esiste e se non la si vuole combattere è un problema dello Stato. Allora, prima non l'abbiamo detto, tu hai una laurea in giornalismo e comunicazione multimediale che hai preso a Parma. Che ruolo hanno le parole nel tuo lavoro? Allora, come dicevo, gli stereotipi intervengono anche durante i processi, però a livello più sociale, più di opinione pubblica, do tante responsabilità ai giornalisti a come parlano della violenza. Questo come può avvenire? Ad esempio, accostando parole parole di aggressività come raptus, di gelosia, alla parola amore, cercando di romanticizzare quella che è un femminicidio. Ad esempio, l'ha uccisa perché l'amava troppo. E queste cadute di linguaggio succedono tuttora molto ancora oggi. Quindi do molta responsabilità alla criminologia, e infatti anche per i progetti di dottorato ho approfondito questo aspetto del linguaggio attraverso un nuovo approccio sociologico che per l'appunto spiega come all'interno di un contesto sociale in cui le persone interagiscono, attraverso le parole costruiscono la realtà. Quindi le parole sono basilari per capire una determinata problematica. A proposito di parole, abbiamo sentito prima quelle che ci ha recitato Cinzia, la vorrei invitare nuovamente, eccola qua. A proposito di parole, voglio condividere con voi
delle parole molto preziose, che è impressionante notare come nel nostro linguaggio, se coniugate al maschile, mantengono il loro significato originale, mentre coniugate al femminile cambiano radicalmente, assumono proprio un altro senso e diventano quasi sempre un luogo comune che, guarda caso, è un leggero ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio qualche esempio. Un cortigiano, maschile singolare, un cortigiano è un uomo che vive a corte. Una cortigiana, lo dico io, una mignotta. Un massaggiatore, un kinesiterapista. Una massaggiatrice, una mignotta. Un uomo di strada, un uomo che passeggia. Una donna di strada, sempre una mignotta. Un uomo disponibile è un uomo generoso, una donna disponibile, una mignotta. Un passeggiatore, un uomo che cammina per strada, una passeggiatrice, una mignotta. Uno squillo, il suono del telefono. Una squillo, non la dico. Un uomo con un passato. Ecco, un uomo con un passato è un uomo che ha avuto una vita importante, a volte non del tutto onesta, però che vale la pena di essere condivisa. Una donna con un passato, una mignotta. Un uomo di mondo, un gran signore. Una donna di mondo, una gran mignotta. Un uomo che batte, un uomo che serve una pallina da tennis. Una donna che batte, non dico neanche questa. Un uomo che ha un protettore, un uomo intoccabile. Una donna che ha un protettore, una mignotta. Un buon uomo, un uomo probo. Una buona donna, una mignotta. Un gatto morto, un felino deceduto. Una gatta morta, una mignotta. E per finire, uno zoccolo, una calzatura di campagna. Una zoccola? Ecco, non dico neanche questa. Ecco, queste parole non le ho scritte io ovviamente, le ha scritte, pensate, un uomo che si chiama Stefano Bartezzaghi. Il signor Bartezzaghi è un giornalista, un uomo di cultura, un uomo esperto del linguaggio. Ecco, bisognerebbe ringraziare il signor Bartezzaghi perché noi donne queste parole le abbiamo sempre sentite, no? Però non le abbiamo mai associate al maschile, al femminile. È importante, è molto importante. Ecco, io non voglio fare quella che si lamenta, però una cosa c'è da dire, che effettivamente anche nel linguaggio noi donne siamo un attimino discriminate. Però sono solo parole, giusto? Sono solo parole. Il problema è se le parole diventano la trasformazione del pensiero. E allora potrebbe essere sì un problema. Perché un bambino, da piccolo, potrebbe pensare che una sua compagna, una sua amichetta di giochi sia meno importante di lui. E a quel punto, da adolescente, un ragazzo potrebbe credere che la ragazza in qualche modo sia una sua proprietà. E a quel punto potrebbero succedere delle cose particolari, come ad esempio gli uomini al lavoro potrebbero credere che le donne valgano meno e di conseguenza possono essere derise, denigrate, picchiate, palpeggiate, no? Un po' come si fa con la frutta matura. E a quel punto quello stesso uomo potrebbe credere che ama talmente tanto quella donna che di lei ne può fare quello che vuole, quando vuole. L'ama talmente tanto che può anche ucciderla. Ma queste sono solo parole, non l'abbiamo detto. Ecco, tornando al discorso del pensiero, se le parole fossero la traduzione del pensiero, molto spesso a questo punto potremmo sentire affermazioni come queste. Brava, sei una donna con le palle. Chissà quella là cosa ha fatto per lavorare. Certo, anche lei però, se ne va in giro vestita così, se l'è cercata.
Dovresti essere contenta, eh? Sì, sì, ti ha guardato. Lascia stare, va, che sono cose da maschi. Te la sei cercata? Eh sì, te la sei cercata. Ma queste sono solo parole, giusto? È tranquillizzante sapere che da noi, ma in tutto il resto del mondo, queste cose non sono mai successe. Allora, adesso chiediamo un intervento anche a Gemma. Sei stata già ospite di questa piazza anche l'anno scorso, hai fatto un intervento molto bello. Ti volevo chiedere però, Sono stata anche tu ospite alla biblioteca. anche in biblioteca, Perché voi non lo sapete, ma qui avete un vulcano a Barisardo e diciamolo che avete una bibliotecaria che è un po' invidiata, è la verità, che fa tantissime iniziative, tante tutto l'anno. io ti Tutta ringrazio l'estate perché queste anche. cose mi imbarazzano da No, morire. ma è la verità, perché veramente fate tante cose su tanti argomenti, anche sul ruolo della donna, sulla violenza contro le donne, quindi ne parliamo tutto l'anno a Barisardo con voi, poi ritrovarsi qui è sempre bello perché questa piazza è bellissima. Grazie. Comunque ti volevo chiedere, rispetto a quello che ci hai raccontato l'anno scorso, con tutto quello che è venuto fuori da questa piccola discussione, tu hai notato qualche differenza, qualche evoluzione, che ne so, anche per quanto riguarda l'uso dei social media distorto che si fa spesso anche su questo argomento? Ma allora, questo è un argomento che è sempre in continua evoluzione. Vorrei aggiungere fortunatamente. Io che sono, insomma, ho qualche anno in più di Jessica e quindi ho visto un po' quando è nato, non a livello nazionale ovviamente, ma è nato nella nostra provincia, perché c'è stato per tanto tempo un convincimento, secondo me errato, cioè che i piccoli paesi fossero un po' immuni, vaccinati da questo problema. Cioè queste sono cose che succedono nelle grandi città, perché sono delitti, sono problemi che ci portano gli immigrati, sono problemi che si hanno in contesti urbani degradati. In realtà sono problemi che abbiamo anche noi e che non li avevamo visti fino a qualche anno fa. Quando io ho iniziato a girare, ero una giovane laureata, quindi giusto qualche anno fa, quando ho iniziato a girare in tanti paesi della provincia di Nuoro, che posso veramente dire di averli visti quasi tutti, di averli battuti palmo a palmo, il problema non era sentito. Io ne parlavo e devo dire che ne parlavo perché avevo incontrato già a quei tempi sia associazioni che operavano nel territorio, sia amministratori che operavano nel territorio estremamente lungimiranti. Però che cosa succedeva? Che io arrivavo con la mia macchinina, a volte anche in manifestazioni che trattavano altre argomentazioni, iniziavo ad affrontare il problema e quando finiva, grazie, grazie, ma qui cioè, sei venuta a perdere tempo, che ci viene a fare da noi? Tanto noi non abbiamo questo problema. Salvo poi, dopo baci e saluti, andare alla macchina e sentirmi raggiungere. No, guardi, volevo chiederle, dottore, non per me assolutamente, per la cugina dell'amica di mia zia, di mia madrina, che potrebbe avere un problema simile a quello che lei ha detto. Ecco, in realtà io da quei tempi, e stiamo parlando dei primi anni 2000, ad oggi io ho visto grandi cambiamenti e grandi evoluzioni, anche dal punto di vista del linguaggio, perché 15 anni fa una manifestazione come questa non l'avremmo vista. Saremmo stati dentro una sala, possibilmente una sala consiliare o una sala parrocchiale, a parlare innanzitutto soltanto a donne, perché sembra un problema delle donne, non un problema di una società, quindi come tale, di donne, di uomini, di giovani, di vecchi e così via. Invece qui io vedo tante donne, ma anche tanti uomini, perché come si suol dire siamo due metà diverse, ma siamo dello stesso cielo, quindi non è un problema solo nostro. E io ho visto fortunatamente una grande evoluzione, anche nel tema del linguaggio, che io ritengo fondamentale, perché se noi
noi, dico anche noi donne però, continuiamo ad esprimerci in un certo modo e a parlare in un certo modo, forse stiamo sbagliando, forse ci stiamo noi stesse mettendo in un angolo, ci stiamo noi stessi infilando in delle categorie? Io penso di sì, perché poi alla fine quando siamo seduti in una cena sembra che sia bello anche per noi donne utilizzare un certo gergo, fare certi ammiccamenti, darci certe gomitate perché forse risultiamo più simpatiche, non lo so, però su questo avrei delle perplessità. Ci sono state tante evoluzioni anche, penso, nelle amministrazioni, ma ci sono state tante evoluzioni anche nelle aule di giustizia. Io, se poi avete piacere, ho portato con me 2 sentenze che rappresentano, ovviamente neanche sotto tortura vi dirò da dove vengono, però sono 2 sentenze che rappresentano, secondo me, l'evoluzione che ha fatto la giustizia. La giustizia deve fare ancora parecchia strada, e ve lo dice una che c'è infilata dentro con mani e piedi. Però sicuramente ci sono stati dei miglioramenti. Perché ci sono stati dei miglioramenti? Perché c'è una maggiore sensibilità. E io non ne faccio un problema solo del fatto che oggi sicuramente le donne giudice sono più numerose delle donne, degli uomini giudici, ma perché in tutti c'è questa sensibilità maggiore, nonostante, ripeto, ci sia veramente ancora tanta strada da fare. Jessica prima parlava della sentenza famosissima del 2021 con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia. Come funziona la Corte europea? È un funzionamento un po' particolare rispetto ai nostri tribunali, perché quando si arriva davanti alla Corte europea non è Gemma contro Susanna, come in un tribunale, in una guerra del condominio, piuttosto che se ho avuto l'incidente d'auto oppure discuto con mio marito perché mi sto separando, ma è il cittadino che agisce contro il suo stesso Stato. Quindi è Mario contro Italia, quindi è Pablo contro Spagna. Che cosa succede? Che davanti al Tribunale di Firenze inizia un processo brutto, perché io ho visto gli atti, conosco gli atti, per una violenza sessuale di gruppo. 7 ragazzi vengono imputati per una violenza contro una ragazza, in evidente stato di difficoltà e di minorazione sia fisica che psicologica. Questi ragazzi vengono pesantemente condannati dal Tribunale di Firenze, ovviamente quella sentenza non gli piace perché è veramente pesante e la impugnano davanti alla Corte d'Appello di Firenze. La Corte d'Appello di Firenze la ribalta totalmente, li assolve tutti. Nessuno è colpevole. Per me va bene così, perché io accetto la giustizia e accetto le sentenze, le commento perché sono un cittadino, ho tutto il diritto di commentare le sentenze. Tutti noi abbiamo il diritto di commentarle, non sono scritte nella pietra, non sono Vangelo. Tutti noi possiamo commentarle, ma tutti noi siamo chiamati a rispettarle, perché uno Stato funziona se io le rispetto e quando non le rispetto poi inizia a non funzionare. La ragazza decide di fermarsi lì. La procura si ferma lì, c'è questa sentenza di assoluzione, per la giustizia di questa terra sono innocenti, anche per me. Però che cosa succede? Che questa ragazza decide di andare davanti alla Corte europea a chiamare, perché non può chiamare questi ragazzi, a chiamare lo Stato italiano. Perché chiama lo Stato italiano? Per il linguaggio usato dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza. I fatti sono singolari e io non a caso oggi ho messo una giacca rossa, perché quella sentenza trae spunto, perché poi vi dirò perché non potevo mettere altro di rosso, che è un po' scandaloso, insomma. Quella sentenza trae spunto ed è una delle frasi più sconcertanti che si leggono per cui l'Italia si è portata a casa una condanna, che questa ragazza, mentre ballava in una discoteca, mostrava della lingerie rossa. Perché forse non lo sapete, ma è un problema avere lingerie rossa. Non so se lo sapevi,
Susanna è così e a quanto pare c'è questo problema sulla legge di... i colori preferiti, non la metto Però neanche a Capodanno. però a quanto pare è un problema. Quindi noi leggiamo in questa sentenza della Corte d'Appello che in fondo questa ragazza si agitava nella discoteca, ballava, si era intravista la spallina di questo reggiseno rosso, aveva fatto intuire che era anche un po', forse si era presa qualche sostanza, quindi era un po' alterata. Questi 7 campioni ritengono che da tutti questi atteggiamenti derivi una sorta di condivisione dell'atto sessuale che lei nega, e la Corte d'Appello, sulla base di tutti questi fatti, li assolve, dice no, c'è stato un rapporto 7 veramente a dir la verità, ma tutti consenzienti. Questa ragazza quando va davanti alla Corte europea si lamenta pesantemente, perché in realtà è una sentenza dove, a prescindere da chi ha ragione o chi ha torto, questa ragazza viene squadrata, viene analizzata dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, viene interrogata quando va in ospedale, poi dalle forze dell'ordine, poi dal procuratore, poi da 8 avvocati. Tutto questo viene chiamata a ripercorrere tutte queste volte quello che è successo quella sera. Le si chiede le sue abitudini sessuali, le si chiede che tipo di biancheria indossa abitualmente, come se fosse un problema quella che io indosso abitualmente. Le si fanno tutta una serie di domande che col processo non c'entrano nulla. Nulla. E la Corte europea questo lo dice chiaramente, dice: tu, Stato italiano, hai consentito a tutti gli attori di questo processo di entrare nel merito di fatti che sono estremamente personali e che con la violenza nulla c'entrano, a prescindere ovviamente giustamente dal diritto di difendersi di chiunque venga imputato di qualsiasi delitto. Andare a scrutare in quella che è la vita delle persone per far notare che questa ragazza a quell'ora non era a casa benché donna, ma era in discoteca, ecco, non c'entra con la giustizia assolutamente nulla. Dopo questa condanna che l'Italia ha portato a casa, la magistratura inizia a interrogarsi. Perché? Perché in realtà la sentenza della Corte d'Appello di Firenze è stata solo la punta dell'iceberg di tantissime altre sentenze, ce ne sono veramente quante ne volete, dove si affrontava il problema violenza così, cioè lo si ribaltava. A prescindere, e ci mancherebbe il contrario, del diritto di difesa, ma cosa c'entra andare a indagare su queste questioni che riguardano le donne? Non c'entra nulla. E allora così si sono iniziate a diffondere e si è iniziato a studiare anche da un punto di vista linguistico la stesura dei provvedimenti. E così abbiamo iniziato a notare, perché forse anche noi che studiamo e studiavamo il diritto, forse eravamo talmente abituati a leggere certe frasi nelle sentenze, nei verbali d'indagine, che ci avevamo fatto anche l'occhio. Per esempio, la domanda che dà il titolo al libro di Jessica, che tutt'oggi purtroppo, e io anche il mese scorso mi sono sentita dire vabbè avvocato, però dopo tutti questi anni diamine la sua cliente denuncia. Come? E io tutte le volte sapete cosa rispondo? Io rispondo così: denuncia perché finalmente tutte quelle operatrici dei centri antiviolenza che girano in tutta l'Italia per fare breccia tra le persone e dire denunciate, evidentemente questa breccia l'hanno fatta finalmente, perché per noi è sempre una grandissima conquista una donna che denuncia. La denuncia è il passo più difficile e arriva dopo un lavoro che voi non potete avere idea, ma un lavoro che non è il mio di avvocato, è il lavoro di quelle instancabili psicologhe che ci sono nei centri antiviolenza, perché la denuncia è un atto difficilissimo a cui non si arriva con uno schiocco di dita, perché nella denuncia io devo raccontare tutto quello che ho subito per 20 anni, cioè devo fare i conti con un enorme, grande, innegabile fallimento.
La denuncia mi mette davanti alle mie scelte, a volte scelte iniziali, che poi tali non sono state più perché quella libertà non ho avuto. Però perché vi dicevo che sono cambiate le cose? Io ho portato, e ve ne voglio leggere solo un pezzettino, una sentenza del 2024 che riguarda un caso bruttissimo di sia violenza sessuale, ma anche di maltrattamenti in famiglia, perché spesso questi reati viaggiano di pari passo. In questa sentenza, a differenza della sentenza, per esempio del Tribunale di Roma, di cui si parla molto sempre perché è un po' una pietra miliare in questo campo, noi ritroviamo un giudice uomo, un giudice neanche più giovanissimo che scrive questa sentenza, questo proprio per smentire lo stereotipo che vuole, no, solo i giudici donne, solo i giudici giovani, no, questo è un giudice, un uomo grande, prossimo alla pensione, che scrive una sentenza che dà finalmente, che ridà dignità a questa donna. Cosa succede? In questa famiglia per oltre 30 anni questo marito, ma anche padre, fa un po' il bello e il cattivo tempo. Innanzitutto, ovviamente, non sia mai, la donna non deve lavorare, non deve guidare, non deve frequentare nessuna associazione, nessun gruppo, né amiche, perché io faccio terra bruciata così, lei ha solo me. Io sono il referente di quella donna e così io ce l'ho in pugno e decido. Quest'uomo esercita ogni tipo di violenza su cui non ci interessa entrare nei dettagli, ma vi dico solo che era in difficoltà il pubblico ministero in udienza quando riprendeva i fatti. Però il giudice, che vede un atto di denuncia a querela che arriva dopo 30 anni, non ha mai detto, non ha mai pronunciato, non ha mai chiesto: signora, come mai dopo 30 anni? Perché adesso, nel 2024, non ci interessa più se arriva dopo 30 anni, ci interessa che arrivi. Non ci interessa più il calendario. Non solo, ma nello scrivere la sentenza, il giudice ridà dignità a questa donna, perché dice: ho ascoltato il tuo racconto, ti ho ascoltato in aula con tutte le garanzie per l'imputato, ho ascoltato, o meglio, ho letto, perché si è voluto evitare ai figli di ripeterle di nuovo in aula quelle cose che hanno sentito in casa, le ho lette e ti credo. Non ho più bisogno di andare a cercare prove sulla luna e ritornare. Non solo, ma il marito decide che voleva fare delle dichiarazioni, giustamente, per carità le fa, si gira dalla moglie seduta in aula e le dice: scusa, ma in fondo io sono stato un bravo marito. Cioè, vi rendete conto che questo, non dopo 30 anni, non ha capito niente neanche dopo il processo, ok, non ha capito proprio nulla di quello che era successo. Ma il linguaggio utilizzato in questa sentenza è un linguaggio nuovo, è un linguaggio moderno, è un linguaggio non vittimizzante, è un linguaggio giuridico. Non è un giustiziere, è un giudice quello che scrive, che è profondamente diverso, perché su questo si basa la giustizia, sul ius dicere, fare giustizia, dire giustizia, non giustiziare, quella non ci serve, quella la lasciamo ad altri ordinamenti, ad altri stati, ad altri luoghi che non ci appartengono. E nel fare questo, io perché l'ho portata questa sentenza? Perché voglio dare a voi quello che questa sentenza ha dato a me, il senso del fatto che c'è una luce in fondo al tunnel, che le cose si muovono, che le cose stanno funzionando, stanno iniziando a funzionare, che bisogna avere giustizia nelle nostre istituzioni, che hanno certamente dei limiti, ma che hanno iniziato a vederli. E quando io vedo che ho un limite, sono già nella strada giusta per superare quel limite. Io a voi chiedo un atto di fiducia verso le vostre istituzioni
E quest'atto di fiducia verso le vostre istituzioni vuol dire un atto di fiducia verso i vostri amministratori, verso i vostri insegnanti, verso i vostri assistenti sociali, verso i vostri familiari, verso le operatrici dei centri antiviolenza, verso chiunque può essere il vostro medico di base, chiunque che vi può dare una mano, perché credetemi che oggi ci sono molte